Si tratta di una mossa dettata dalla disperazione pur di veder realizzato il contestatissimo inceneritore. Ce ne parla Silvia Beltrami. Verona, città virtuosa dal punto di vista della raccolta differenziata e di conseguenza dove gli inceneritori hanno un lavoro limitato, rischia di essere costretta a fare da raccoglitore dei rifiuti urbani e industriali, dunque anche pericolosi, provenienti da ogni dove. Questo perché AMIA, fa sapere il Partito Democratico, attraverso il suo direttore generale Gianpietro Cigolini, ha scritto al Ministero dell'Ambiente candidando Cadelbue a impianto strategico di preminente interesse nazionale. Vuol dire che tutti i rifiuti urbani e forse anche speciali e forse anche tossico-nocivi, cioè pericolosi, d'Italia, non di Verona a Vicenza, ma d'Italia, arriveranno, se passa questa proposta di AGSM, arriveranno a Verona, che smentisce radicalmente tutto ciò che si è detto in tutti questi anni. Quindi finalmente la verità viene a galla. La verità è questa: si vuole far diventare Cadelbue un centro strategico di carattere nazionale per accogliere i rifiuti di quelle regioni che non riescono a smaltirli. Pensiamo alla Campania, pensiamo alla Calabria, pensiamo al circondario di Roma e così via. Il dibattito sul piano dei rifiuti in Consiglio regionale inizia dopodomani, un piano pensato, dice il PD, proprio per giustificare Cadelbue, non certo per un'esigenza reale, che non è però pare nemmeno quella di AGSM. Il direttore Cigolini precisa che il Ministero deve fare la ricognizione degli impianti esistenti. Cadelbue verrà dimensionato con l'approvazione del piano regionale. Solo qualora nelle potenzialità previste dalla Regione restino degli spazi, solo allora lo Stato si riserva di conferire rifiuti che, precisa ancora Cigolini, saranno solo urbani. La cronaca adesso, perché un bambino di 6 anni è stato investito ieri pomeriggio intorno alle 15 a San Michele Extra, ha riportato un trauma cranico ed è ancora